È ormai sfumata per mancanza dei tempi tecnici l'ipotesi di un election day tra le elezioni politiche e il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. Al voto si andrà dunque dopo la primavera, ma sicuramente nel corso del 2018, almeno secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal presidente del Veneto Luca Zaia. Sull'antica questione prende intanto posizione anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ogni volta che c'è stato il referendum ha vinto l'unità e forse è giusto, perché se uno riesce a creare armonia fra queste due situazioni, un blocco che le tiene insieme è più forte che non separate. Quando vai separato sei più debole. Unire i comuni è una cosa che oggi si fa. Questo è un comune unito, dividerlo per dire che una è brutta e una è bella, una è moderna e una è antica è un errore. Allineato dunque Sgarbi con le posizioni del sindaco Luigi Brugnaro, che per il critico sta facendo un buon lavoro. Non lo sento da qualche mese, ma non vedo polemiche recenti, osserva, siccome è un sindaco che ha fatto molto discutere, se facesse degli errori sarebbe immediatamente aggredito, se non se ne parla vuol dire che va bene. Su come integrare Venezia e Mestre ne sa certamente più di me. Occorre riuscire a trarre beneficio dal fatto che possano convivere, ma questo dipende dalla buona amministrazione, dai progetti, dalle idee. Io non mi sono mai, ho fatto il sovrintendente, ma non mi sono mai occupato di una strategia della città di Venezia come città vivente, mi sono occupato della città dei morti, che è quella dei monumenti, e per quello Venezia certo non ha bisogno di Mestre, ma siccome è una città popolatissima di turisti, Mestre può essere uno sfogo importante.